Malga Budui conserva il fascino autentico della malga di montagna. Circondata da 95 ettari di pascoli, a 1214 metri di altitudine, le brune alpine dell'allevamento curto possono contare su un'erba ricca di essenze e caratterizzata da una forte presenza di timo. Per la lavorazione del formaggio viene utilizzata acqua sorgiva, che rende ancora più genuini i prodotti realizzati dalla malga. Andiamo a conoscere questi casari che da almeno 3 generazioni si prendono cura della montagna, conservando una preziosa tradizione. Ho cominciato l'attività da bambino dietro mio padre, così ho preso la passione e sono andato avanti. Prima avevamo fatto 44 anni su un'altra malga, adesso sono 32 che sono qua a Budui, Malga Budui. Faccio attività alpeggio, mungere le vacche, fare formaggio, vendita di prodotti tipici più buoni che si può fare. Qua mi ha dato una mano che ho trovato una sorgente d'acqua, ho fatto il pozzo, viene sull'acqua a 7 gradi, potabile, che i prodotti vengono perfettamente buoni. Siamo la famiglia Curto, di Curto Michele, che abbiamo un'azienda a Follina, alla Dolza, e nella quale alleviamo circa 200 bovini di razza bruna, 100 da latte e un centinaio di manze così. Una settantina di questi bovini da latte li portiamo nella Malga Budui durante l'estate per pascolare i pascoli che abbiamo in concessione dal comune di Miane, e pascolano questi pascoli con l'erba profumata e in quale mangiano tutte queste specialità di montagna e producono un latte che trasformiamo qui direttamente nella malga, nel caseificio che è stato restaurato qua dal comune. Sulla nostra malga possiamo offrire ai visitatori che passano di qua i nostri prodotti tipici che trasformiamo con cura del nostro latte. Possono fare delle degustazioni e portarsi a casa un ricordo della nostra montagna. Situata in provincia di Treviso, nel comune di Miane, la malga si trova ai piedi del monte Cimon e vi si accede in prossimità di Combai, imboccando la strada per il monte Cesel. Un luogo ideale per trascorrere una giornata in completo relax, immersi in un'atmosfera idilliaca e sorseggiando un buon bicchiere di prosecco di Valdobbiadene. La nostra malga è aperta dai primi di giugno alla fine di settembre. Se passate da queste parti venite a trovarci.